Altri interventi nel merito del contenzioso in corso tra la società Moncada e il comune di Porto Empedocle in riferimento agli immobili locati dal comune al gruppo industriale nell'ex area Monte Edison. Ascoltiamo l'ex sindaco di Porto Empedocle, Ida Carmina. Tutto parte dal 2007, quando l'area industriale fu concessa, di proprietà del comune, fu concessa con duplice modalità, con attribuzione di un diritto di superficie, un contratto di locazione alla Moncada Energy. Distinguo perché in realtà va detto che quanto al diritto di superficie la Moncada era adempiente, ogni anno versava la quota relativa al diritto di superficie, non per quel che riguarda il canone di locazione, che dal 2013 non veniva più corrisposto. Ora evidentemente io, trovandomi in una situazione di dissesto finanziario in cui non erano retribuiti neppure i dipendenti, ho dovuto un po' battere i pugni sul tavolo nei confronti della Moncada, che accampava le sue legittime questioni relativamente al pagamento di questo canone, perché ognuno può ritenere ciò che vuole. A quel punto, nonostante io avessi avviato una fase transattiva in cui speravo di dirimere la vicenda, anche a causa di pareri tecnici negativi dei funzionari, e abbiamo intrapreso la via giudiziaria che ha dato ragione alle istanze del Comune. Dopo la sentenza a favore del Comune, che aveva innanzitutto una esigenza di carattere finanziario e dirimeva quella, naturalmente è rimesso alla nuova amministrazione il decidere sul futuro dell'area. Evidentemente io sollecito ad una attenzione strenua ai posti di lavoro, perché oggi come oggi non va perso neppure un posto di lavoro, e quindi ad avviare una seria transazione, un serio contatto fra il Comune e l'impresa Moncada, perché vengano conciliate le esigenze di sviluppo di questo Paese e delle attività del Paese, perché potrebbe avere a disposizione l'area, con quelle dell'azienda, e vagliato insieme le prospettive di sviluppo. Perché la Moncada Energy appunto aveva a che fare con lo sviluppo dell'energia pulita, che oggi come oggi è una cosa fondamentale. Preciso poi che al di là di quelli che sono i rapporti, qua non si tratta di cacciare via un'impresa, perché comunque un'attività imprenditoriale va sempre tutelata, semmai trovare un punto di raccordo, verificare quanta di quell'area sia effettivamente necessaria alla Moncada Energy e quanta possa invece essere restituita alla collettività empedoclina, ove non fosse ritenuta necessaria una produzione, in modo tale che anche questa comunità possa ulteriormente espandere il proprio sviluppo imprenditoriale ed economico. Invito tutti quindi alla calma, a trovare un accordo per quello che è il bene dei lavoratori e della città stessa.